Due donne ieri mattina sono cadute dalla bicicletta nel sottopassaggio che da Ridotto Madonna porta a una delle entrate dell'ospedale di Sottomarina. Da anni le cronache sono costrette a segnalare episodi del genere. C'è stata anche una frattura, abbastanza di recente, in specie quando subentra il maltempo e la bretella si allaga per colpa di una falda che non riesce a reggere la massa d'acqua e la respinge. Il degrado continuerà purtroppo finché chi ne ha la competenza, sia esso il comune o la società partecipata Veritas, non deciderà di investire per mettere in sicurezza la zona e il passaggio dei cittadini, attualmente in pericolo. Attorno alle ore 20 di ieri sera, un furgone modello Ducato, guidato da un maestrino, è uscito di strada alla rotatoria della Rebosula, che collega l'incrocio per Capasqua. Il mezzo ha sfondato il guardrail ed è precipitato di sotto, sulla scarpata di 4 metri, capottandosi su un fianco e fermandosi a 1 metro dal canale. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Sono intervenuti i carabinieri, mentre i vigili del fuoco hanno potuto recuperare il veicolo solo a mezzanotte. Nello stesso punto, nel dicembre 2014, aveva perso la vita il giovane musicista Andrea Bosco Palo, che era precipitato nell'acqua. Sono stati pubblicati i bandi per la concessione di contributi regionali, finalizzati rispettivamente al sostegno per il pagamento dei canoni di affitto da parte delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica per l'anno 2017 e a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore che non abbiano concluso l'obbligo scolastico. Differente è la data di scadenza. Nel primo caso il 31 ottobre alle ore 12, nel secondo il 10 ottobre alle ore 13. Tutte le informazioni necessarie e i requisiti sono disponibili nel sito del comune www.chioggia.org nella sezione Avvisi. Questa sera dalle ore 19, nella sala del Parco Hotel in lungomare a Sottomarina, il professor Stefano Zecchi presenterà il suo ultimo volume Paradiso Occidente, la nostra decadenza e la seduzione della notte. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Il Circolo Veneto, con la presenza di Cesare Campa e Beniamino Boscolo. Il libro parla dei temi più dibattuti negli ultimi tempi: la globalizzazione e i flussi migratori, la crisi non solo finanziaria della società occidentale, ma anche la sua bellezza per andare oltre la paura. Stefano Zecchi, filosofo e volto noto per i telespettatori, insegna estetica all'Università di Milano, dove è stato anche assessore alla cultura. Ciao amici di Casa Azzurra e bentrovati a questo appuntamento meteo in questa giornata autunnale fortemente perturbata e direi anche molto piovosa. La situazione è questa: un minimo depressionario centrato sul Golfo Ligure lentamente sta traslando verso est, convogliando verso di noi masse di aria molto fredda attraverso la porta della Bora, che garantiranno quindi un abbassamento forte delle temperature, un innesco anche dei venti e quindi anche una piovosità piuttosto estesa almeno per tutto il pomeriggio odierno. Ci sarà qualche pausa, ma sarà di breve e limitata portata. La giornata quindi trascorrerà con temperature massime che non andranno oltre i 16-17 gradi e domani mattina le minime si attesteranno su valori veramente frizzanti tra i 9 e i 10 o 11 gradi. Naturalmente la situazione andrà migliorando lentamente in serata domani, allorquando un campo anticiclonico abbastanza vasto è capace di darci qualche giornata di tempo soleggiato e abbastanza mite nella giornata. I cieli poi da domani saranno molto tersi, dovuti anche a questa alta pressione, ma le temperature naturalmente mattutine saranno molto basse. Naturalmente anche questa forte ondata di aria fredda in quota sta causando un abbassamento eccessivo anche della quota neve, che sta arrivando tra i 1200 addirittura i 1000 metri nel Talvisiano, quindi tutto a beneficio delle falde dell'acqua che tanto avevamo bisogno. Quindi dopo un periodo caratterizzato da vaste piogge e tempo fortemente instabile e perturbato, qualche giorno di serenità ce l'abbiamo davanti. Vi auguro una buona giornata a tutti e ci sentiamo domani.